Continua la serie positiva della Bartoccini Forti Infissi Perugia che vince 3-1 contro la matiricola terribile della stagione 2020-21, la Delta Despar Trentino. Il referto 21-25, 25-19, 25-18, 25-7 parziali racconta di una Trento subito battagliera che poi cede il passo con l'avanzare dell'incontro fino a deporre le armi nel quarto. All'inizio del primo set sorride la Delta Despar Trentino che scatta 10-13 grazie all'ace di Piani con l'aiuto del nastro. Le ospiti amministrano ed aumentano il margine fino al 15-20 del muro su Angeloni. Sul finale le padrone di casa reagiscono e si avvicinano fino al 18-21, ma le trentine non si abbattono e sfruttano l'errore al servizio di Carcases concludendo 21-25. Il secondo set parte con le magliette nere determinate sin da subito. Bertini chiama time out per pagare l'avvio delle padrone di casa sull'8-3. Carcases però non si arresta da 9 metri e continua a servire al massimo fino al vantaggio del 10-3. Trento non molla e sul 23-18 è Mazzanti a fermare il gioco. La pausa però raffredda gli animi delle ospiti e Carcases conclude 25-19. Nel terzo set la Despar tenta la fuga in avvio ed arriva fino all'1-4. Avercov ed Ortolani se ne fanno carico e ribaltano la situazione fino al 9-6. Carcases si unisce alla festa e il divario diventa il 17-12. Sul finale la Bartoccini Forti Infissi Perugia amministra e chiude con Colas sul 25-18. Il quarto set è di passerella per Perugia che manda Di Giulio al servizio per minare le certezze ricettive di Melli. Il parziale non rende giustizia alle ospiti che sul finale pensano già al futuro mettendo a referto solo 7 punti e lasciando la certezza del 10° posto a Perugia. Sì, per noi era importante vincere, secondo me è importante come giochiamo noi, non contro chi giochiamo, quindi vediamo, attendiamo contro chi sarà.